Ciao dalla casa delle farfalle. Oggi vi parlo di un altro animale di Barbara. È una pogona, chiamato anche drago barbuto. È un agamide, un lucertolone originario delle zone desertiche australiane, del centro Australia. Questo è nato in Italia, ovviamente. Sono animali che vengono da decenni allevati, vivono molto bene anche con noi umani e questo ormai ci fa compagnia da un bel po'. È, come dicevo, un animale di ambienti aridi e desertici e infatti ha sviluppato diversi adattamenti, come ad esempio la dieta. A differenza delle altre specie della sua famiglia, quelle degli agamidi, che di solito sono esclusivamente predatori, questo drago barbuto si nutre anche di vegetali. Un altro adattamento alla vita desertica è per esempio la colorazione. Potete vedere questo giallo anche chiaro, ben lo confonde in un ambiente da deserto australiano. Ovviamente questo mimetismo criptico gli serve per non farsi vedere dai predatori, ma anche per non farsi vedere dalle prede. Una particolarità di questa specie è il fatto che può cambiare colore, può diventare più o meno scuro. La mattina la sua colorazione diventa appunto più scura grazie a un pigmento che ha sotto la pelle, la melanina, che è lo stesso pigmento che usiamo noi. Solo che noi umani usiamo la melanina per proteggerci dal sole, dai raggi ultravioletti che possono danneggiare le nostre cellule o ucciderle. Basta pensare quando andiamo al mare ancora poco abbronzati, ci dimentichiamo di metterci la protezione solare e ci facciamo male. Invece il drago barbuto non utilizza la melanina per proteggersi dagli UV, perché lui è già protetto, ha già uno strato scuro sotto pelle che sempre, tutto l'anno, lo protegge dagli ultravioletti. Per lui la melanina è importante per meglio assorbire i raggi infrarossi del sole, quindi per scaldarsi meglio. Infatti in un ambiente desertico c'è una grande escursione tra il giorno e la notte, quindi la mattina presto i draghi barbuti sono molto freddi e hanno bisogno di una temperatura ben più alta, perché la temperatura ottimale per loro è circa 35 gradi, un po' come per noi, perché a quella temperatura i muscoli funzionano meglio, gli enzimi funzionano più velocemente, insomma ha bisogno di una certa temperatura per essere attivo. Quindi alla mattina diventa più scuro per assorbire meglio il calore del sole e quindi diventare subito, il prima possibile, operativo. Questo è un maschio, potete vederlo dalla testa molto larga e si chiama drago barbuto proprio perché qua sotto ha delle file di squame che ricordano proprio una barba. Questo è un segnale anche, come anche la colorazione che può essere cambiata da questo animale. Infatti diventa più scuro quando deve manifestare territorialità. Se vede un altro maschio, gonfia la gola, si appiattisce per sembrare più grande, più minaccioso e questo serve per stabilire i giusti rapporti in ambienti naturali, perché possono anche essere molto numerosi in ambienti naturali, quindi capita spesso di vedere delle zone con tanti draghi barbuti e con un maschio dominante che fa valere la sua dominanza appunto con questi messaggi visivi. Tra cui c'è anche il movimento della testa, per esempio spesso il maschio dominante fa dei movimenti veloci con la testa per dire agli altri individui che li comanda lui. Una recente scoperta ha anche evidenziato una cosa molto strana. Questi rettili, come molti altri e come noi, hanno una determinazione genetica del sesso. Cosa vuol dire? Che a seconda dei cromosomi nascono maschi o femmine. Voi sapete, no? Negli umani c'è il cromosoma Y che determina il fatto che io sono un maschio, ad esempio. Ecco, in queste lucertolone c'è pure una determinazione genetica del sesso, però si è visto che sopra una certa temperatura i maschi diventano femmine. Non si sa bene perché questo possa accadere. Certo che ci fa anche pensare che quanto la temperatura d'ambiente sia
importante anche per gli equilibri tra i sessi in una popolazione. Vi ricordo che anche nei coccodrilli o in molte tartarughe la determinazione del sesso è legata alla temperatura. Questo a volte ci fa pensare, ma un riscaldamento globale può influire su questo? Qualcuno addirittura aveva ipotizzato che i dinosauri si erano estinti per il cambio di temperatura perché nascevano tutti individui di un sesso. Però mi pare che questa sia una teoria che poi non è stata più presa tanto sul serio. Un'altra recente scoperta ha evidenziato che questi animali sono particolarmente, come potremmo dire noi umani, intelligenti, anche se l'intelligenza insomma, è un qualcosa di difficilmente ponderabile scientificamente, o almeno come la intendiamo noi. Ecco, alcuni esperimenti hanno evidenziato che questi animali riescono ad apprendere da altri individui della propria specie e quindi hanno una sorta di apprendimento sociale che sappiamo essere alla base della nostra cultura e del fatto del perché l'essere umano alla fine è diventato un organismo così di successo nel nostro pianeta. Questo ci fa capire che certi meccanismi alla base anche del nostro sviluppo culturale forse li abbiamo ereditati dai nostri antichissimi antenati, perché vi ricordo che una volta eravamo rettili anche noi. Grazie per averci seguito, adesso vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata, sempre dalla Casa delle Farfalle.